Ursula von der Leyen ha presentato la nuova Commissione europea per i prossimi 5 anni, con un collegio composto al 40% da donne e 6 vicepresidenti esecutivi, tra cui Raffaele Fitto, nominato vicepresidente esecutivo per la coesione e le riforme. Fitto sarà incaricato della gestione dei piani nazionali di ripresa e resilienza, PNRR, insieme a Valdis Dombrovskis, commissario all'economia. La presidente von der Leyen ha spiegato che tutte le decisioni saranno prese collegialmente dal gruppo di commissari. La nuova squadra riflette la diversità geografica e politica dell'UE, con 3 vicepresidenti provenienti da paesi che hanno aderito prima e 3 da stati che si sono uniti dopo la caduta della cortina di ferro. Tra le figure chiave ci sono la spagnola Teresa Ribera, responsabile della transizione energetica e della concorrenza, e il francese Stéphane Séjourné, a capo della strategia industriale del mercato unico. Altri membri di rilievo includono l'estone Kaja Kallas come alta rappresentante e la finlandese Enna Virkkunen, incaricata di sovranità tecnologica e sicurezza. In Italia la nomina di Raffaele Fitto è stata accolta con grande favore. La premier Giorgia Meloni ha sottolineato che questo incarico dimostra il ritrovato ruolo centrale dell'Italia nell'Unione Europea. Anche il ministro degli esteri Antonio Tajani ha espresso soddisfazione, evidenziando come questo successo confermi la credibilità e il peso dell'Italia nelle dinamiche europee. La nomina di Fitto è vista come un importante riconoscimento per il governo italiano, che punta a rafforzare il proprio protagonismo in Europa nei prossimi anni. Il 15 settembre 2024 un nuovo tentativo di assassinio contro Donald Trump è stato sventato mentre l'ex presidente degli Stati Uniti si trovava nel suo club di golf a West Palm Beach, Florida. L'aggressore Ryan Wesley Root, 58 anni, originario delle Hawaii, è stato scoperto dalle forze dell'ordine mentre puntava un fucile verso Trump durante una partita di golf. Un agente del Secret Service ha reagito immediatamente sparando contro Root, che è fuggito. Trump è stato rapidamente scortato via e portato in sicurezza a Mar-a-Lago. Root, con un passato criminale e un interesse sospetto per la guerra in Ucraina, è stato catturato poco dopo grazie alle informazioni fornite da un testimone. Gli investigatori hanno trovato un fucile AK-47 e altre attrezzature nascoste, confermando la pericolosità della situazione. Questo è il secondo tentato omicidio contro Trump in 2 mesi, il che ha riacceso il dibattito sulla sicurezza degli ex presidenti, soprattutto in vista delle imminenti elezioni presidenziali. Politici e leader internazionali, tra cui Joe Biden, Kamala Harris e Vladimir Zelensky, hanno condannato l'accaduto e espresso sollievo per l'incolumità di Trump. Il caso di Traversetolo ha sconvolto la comunità. Una ragazza di 22 anni è accusata di omicidio volontario e occultamento di cadavere dopo che il corpo di un neonato è stato trovato nel giardino della sua casa. Il 7 agosto la giovane avrebbe partorito da sola, senza assistenza medica o il sostegno di familiari, amici o del padre del bambino che erano all'oscuro della gravidanza. Dopo il parto avrebbe ucciso il neonato e nascosto il corpo nel giardino 2 giorni prima di partire per un viaggio all'estero. Le indagini hanno rivelato che la ragazza non era seguita da alcun medico durante la gravidanza. La situazione si è aggravata con il ritrovamento di resti di un secondo neonato risalenti a oltre 1 anno fa, facendo ipotizzare un altro infanticidio. Al momento la ragazza è l'unica indagata. La madre del compagno della giovane, identificato come il padre del neonato, ha espresso incredulità riguardo alla possibilità che la ragazza abbia agito da sola, sottolineando lo shock e il dolore della famiglia. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli e le motivazioni di questa tragica vicenda che ha lasciato l'intera comunità profondamente turbata. Keir Starmer, leader laburista britannico, ha incontrato a Roma il premier italiano Giorgia Meloni per discutere strategie comuni su migrazioni e sicurezza. Il focus dell'incontro è stato l'accordo Italia-Albania, considerato un modello innovativo
per la gestione dei richiedenti asilo e la lotta ai trafficanti di esseri umani. Meloni ha descritto l'accordo come un possibile deterrente per i flussi migratori irregolari, mentre Starmer ha espresso interesse a comprendere meglio il protocollo per applicarlo alla politica migratoria britannica in cerca di alternative al discusso piano Ruanda. Entrambi i leader hanno concordato sulla necessità di rafforzare la cooperazione internazionale per combattere le reti criminali legate all'immigrazione e prevenire le partenze irregolari. Durante la sua visita, Starmer ha visitato un centro di coordinamento per l'immigrazione e ha sottolineato l'importanza di intensificare la collaborazione tra forze di polizia e intelligence per fermare il traffico di migranti. Inoltre ha annunciato una nuova task force britannica per contrastare gli sbarchi illegali guidata dall'ex capo della polizia Martin Hewitt. L'incontro ha dimostrato una sintonia tra Italia e Regno Unito su questioni di sicurezza nonostante le differenze ideologiche, con un focus sul rafforzamento della collaborazione bilaterale e transatlantica. Il processo contro Matteo Salvini riguarda la vicenda della nave Open Arms del 2019, durante la quale l'allora ministro dell'Interno bloccò lo sbarco di 147 migranti. Salvini è accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio e la procura ha chiesto 6 anni di reclusione. Il PM Geri Ferrara ha sostenuto che la centralizzazione delle decisioni sugli sbarchi nel suo ufficio violava i diritti umani e il diritto internazionale che impone il soccorso di persone in mare indipendentemente dal loro status. Il magistrato ha criticato la pratica di subordinare lo sbarco alla distribuzione dei migranti tra i paesi europei, ritenendola una violazione dei diritti umani. La difesa di Salvini, rappresentata da Giulia Bongiorno, ha ribattuto che l'ex ministro agiva in conformità con le leggi italiane e le direttive governative e che la richiesta di condanna è un attacco alla politica migratoria dell'epoca. Salvini ha ribadito di aver difeso i confini nazionali, ricevendo il sostegno di esponenti politici come Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Piantedosi, che considerano la richiesta di condanna ingiusta e pericolosa per la democrazia. In Perù un grave incidente ha coinvolto un autobus turistico che trasportava circa 30 persone, tra cui 6 cittadini italiani. Il mezzo stava percorrendo la strada zigzag che collega la famosa cittadella Inca di Machu Picchu alla città turistica di Aguascalientes, quando l'autista ha perso il controllo facendo precipitare l'autobus per circa 15 metri lungo una scarpata. L'incidente ha provocato il ferimento grave di numerosi passeggeri, compresi 6 italiani che hanno riportato fratture multiple. I feriti sono stati immediatamente trasportati all'ospedale di Cusco per ricevere cure mediche. Oltre ai turisti italiani, tra i feriti si contano cittadini provenienti da diversi paesi, tra cui il Cile, Guatemala, Messico, Giappone e Cina. Subito dopo lo schianto, le autorità locali e i residenti si sono precipitati sul luogo per prestare i primi soccorsi e aiutare i feriti a raggiungere il più vicino centro sanitario. Le autorità peruviane hanno avviato un'indagine per determinare le cause esatte dell'incidente. Si ipotizza che l'autista possa aver perso il controllo del veicolo lungo il tortuoso percorso montano. Nel frattempo l'ambasciata d'Italia a Lima, in coordinamento con il Ministero degli Esteri italiano e le autorità locali, si è subito attivata per garantire assistenza consolare ai cittadini italiani coinvolti nell'incidente e per fornire supporto ai loro familiari. La situazione è monitorata attentamente con l'obiettivo di garantire il miglior trattamento possibile ai turisti feriti e un rapido ritorno alla sicurezza.